Si è tenuta questa sera per le strade di Padova la consueta Via Crucis promossa dalla Pastorale cittadina in collaborazione con l'Ordine Francescano Secolare. La processione quest'anno si è aperta dalla Basilica di Sant'Antonio, seguendo poi un percorso di 14 stazioni. La Via Crucis è stata presieduta dal vescovo Claudio Cipolla ed ha attraversato via Belludi, Prato della Valle, via Umberto I, via Roma, via 8 febbraio, via Manin ed è poi giunta al Duomo dove è seguita la meditazione sul mistero della croce. Parecchi i padovani che non hanno voluto mancare all'evento nella quarta settimana della Quaresima. Sfisciamer Channel News, Padova.